Siamo al parco di Viale Stelvio con l'assessore Mario Cislaghi, oggi però nelle vesti di organizzatore della festa di San Giuseppe, che torna dopo 2 anni. Dopo 2 anni, finalmente torniamo nel nostro parco, nel nostro rione, nella nostra comunità. È stato bello rivederci, abbiamo parecchi messaggi e anche tra di noi ritrovarci è stata un'emozione. Purtroppo dopo 2 anni abbiamo avuto delle persone che non ci sono più, che ricorderemo quando siamo qui a lavorare, le ricorderemo. Qualcuno è a me molto vicino, purtroppo la vita è questa, però il bello è essere tornati qua e sentire le persone che sono contenti di rivedere la festa. C'è anche tanta voglia appunto di tornare a fare festa, il programma è ancora molto ricco. Sì, anche se abbiamo dovuto cambiare il periodo per ragioni del Covid e quindi abbiamo avuto poco tempo e alcune cose come la lotteria non abbiamo potuto farlo, ripartiamo insomma, ecco. Quindi questo era il vero scopo. Poi spero che il prossimo anno invece potremo fare meglio ancora. E ci sarà spazio anche per la solidarietà, come sempre. Sempre, sì, questo è sempre, noi facciamo sempre quello che più o meno la comunità ci chiede, il parroco ci chiede, quindi quest'anno c'è la spesa di un impianto acustico nella chiesa, quindi il ricavato sarà dato lì. Poi ovviamente se saremo fortunati ci saranno altre possibilità. Noi, quello che ricaviamo va tutto in solidarietà, quindi problemi non ne abbiamo, non ne abbiamo mai avuti.